A Rapallo è la prima volta che viene portata la mongolfiera. A Rapallo è la prima volta ed è bellissimo, c'è un bellissimo panorama dall'alto, si vede il mare, bella, proprio bella città, sì sì. Quanto è grande la mongolfiera? Questa è una mongolfiera a misura media, sono 3000 metri cubi di aria calda e porta 4 persone più il pilota, quindi 5 in totale. Quanto tempo ci vuole per la preparazione, per farla partire? Ma per la preparazione col mio super team una mezz'oretta ed è pronta al decollo. In assoluto la mia prima volta in mongolfiera, però è una bellissima idea, che rende bene di quanto sia vivace la nostra Liguria, una Liguria dove si può venire in vacanza, andare al mare, anche salire su una mongolfiera che non è esattamente una cosa usuale. Sento anche dei rumori preoccupanti alle mie spalle, mi auguro che ne risponde Carlo Bagnasco, quindi mi auguro che sia tutto in ordine. Sono abbastanza preoccupato perché non capisco bene, non me ne intendo tanto e vedo oscillare in maniera abbastanza evidente, non vorrei mai che... in tasca? C'ho tutto, sì, sempre, sì, cornetti e santini, c'ho tutto, sacro e profano, tutte e due. Occhio alle corde! Meglio? La terra è a te! Posso garantire che l'impressione di librarsi senza rumore in cielo e sentire l'aria oscillare intorno a te è un'emozione importante da provare. Sono state le prenotazioni, sono andate fortissimo, tanto è vero che adesso con la dottoressa stavamo pensando appunto di ampliare il periodo naturalmente e i giorni, perché le richieste sono state dalla Liguria e anche da Rapallo, ma anche da fuori Rapallo. Ma le sorprese non finiscono qui. Un'altra scommessa importante sarà, magari poi la faremo insieme, quella di il 25 notte di riuscire a illuminare in maniera definitiva la funivia. Ricordo che Rapallo ha l'unica funivia in tutta la Liguria e sarà una delle poche in Italia illuminata anche di notte. E avete in programma già altre mete, altre destinazioni, città? E oggi siamo tornati appena da Firenze, però comunque poi ritorniamo, abbiamo dei voli nelle Alpi e poi ritorniamo qui sempre a Rapallo per il prossimo appuntamento. Volare